Si cunta e s'arrecunta da 1000 anni, ca terra di la zagara e l'aranci nasciu da un prezioso gran diamanti, usato da lupaci in mezzo mare per ricreare a razza i romani. Buonasera a tutti, grazie di essere qua. E intanto, come prima cosa, ringrazio Davide Liotta con ARB che ha organizzato questa settimana della lingua siciliana in una visione molto più ampia del recupero dello spazio culturale della nostra lingua. Questo percorso, no, che vede questa tappa, che è la quarta tappa di un percorso che abbiamo tracciato, ha la volontà di costruire una sorta di laboratorio, cioè attraverso, in questo caso, la presentazione di libri, fare in modo tale che ci possiamo confrontare, possano emergere opinioni e contributi utili a valorizzare la nostra lingua siciliana e magari superare quel pregiudizio che inibisce l'utilizzo. Settimana della lingua siciliana anche nel mondo dell'editoria. Quali sono secondo te le motivazioni che portano ancora a scrivere e a pubblicare un libro in siciliano? Lo dico come mio pensiero personale, immagino che per molti sia questione di tradizione, cioè di conservare, di sentirsi parte di un pezzo di storia. Per qualcun altro penso ad esempio a chi scrive ad esempio poesia in siciliano, quindi non raccoglie testimonianze ma scrive proprio direttamente la nostra lingua. Immagino che sia una questione anche di musicalità e, come è stato detto stasera con molta simpatia anche, è vero che la nostra lingua in ogni parola c'è proprio un concetto quasi intraducibile, no? E immagino che questo agli autori interessi, ma anche perché c'è un interesse da parte del mercato, cioè chi acquista libri che riguardano la cultura siciliana, c'è tanta curiosità. I 3 autori di questi libri hanno dietro uno spessore notevole. Detto questo, ho pensato a un tema che avessero in comune i 3 libri e l'ho trovato. Appunto c'è la salvaguardia, tutti e 3 gli autori, nel momento in cui abbiamo pubblicato questi libri, alcuni dei quali non sono proprio recentissimi, però tutti e 3 al momento della pubblicazione, ricordo sia l'amico Vino Soraci, la professoressa e anche Maria Grazia Grasso, hanno sottolineato l'importanza di voler salvaguardare, tra virgolette, la lingua siciliana, cioè dobbiamo fare questo lavoro, mi ricordo anche Vino, perché non voglio appunto che in qualche modo assistere ad un possibile, probabile decadimento, mi disse, del siciliano. Questa cosa mi colpì e quindi ci univa pure un rapporto di amicizia, ovviamente abbiamo deciso di poi pubblicare. Parlando di lingua, c'è un fattore che accomuna tutti noi siciliani? Linguisticamente sì. Intendi? Non lo so, non sono bravissima io con le lingue così, immagino che Caunria sia una cosa, non lo so, immagino. Sicuramente comunque è la rotondità, il barocco che c'è nella nostra lingua, barocco concettuale intendo proprio, cioè quello di davvero forme plastiche sembrano, ecco, i vocaboli della lingua siciliana sono proprio plastici. Immagino che sia questa il nostro comune denominatore. Nonna, ma lo sai tu che mi disse il professore? Che devo parlare in italiano. La nonna, molto saggia, gli risponde: giusto ti disse il professore, perché in questo mondo tu a figurare. Noi messinesi in questo siamo un po' più sfortunati perché comunque abbiamo subito un forte depopolamento della nostra lingua dialettale proprio messinese, però questa rotondità, proprio questa sonorità secondo me è veramente forte del siciliano e renderla nello scritto non è sempre così semplice, tant'è che quando leggo, ripeto, soprattutto poesia in lingua siciliana mi appassiona questa capacità di rendere tutto tridimensionale, ecco. Ma tu, disse la nonna con voce solenne, la tua lingua non te la scudare. Credo che noi abbiamo il dovere di proporre la lingua siciliana
traducendo in siciliano anche la modernità. Noi dobbiamo imporre la lingua siciliana come una lingua viva che deve tradurre senza tradire, ma deve confrontarsi con la storia contemporanea. C'è una bellissima frase di Gustav Mahler, il famoso musicista, che dice: tradizione non è nostalgia delle ceneri, ma memoria del fuoco. E secondo me questo è quello che noi dobbiamo fare, portando la ricchezza, il fuoco che ancora ci proviene da tutte queste tradizioni. Bellissima Grazie domanda. Sergio, bellissimo. Volevo concludere questo incontro, a meno che Viviana non vuole aggiungere qualcos'altro, ringraziando un compagno. In altre occasioni ho detto partner, questa sera dirò compagno, un compagno importante che è Todomodo. Todomodo è un editore che in tempi non sospetti, 10 anni fa, quando è nato, ha immaginato nel suo codice di comunicazione di inserire la battuta, il dialetto, il modo di dire, perché consapevoli che arriva al cuore della gente, perché più facilmente si riesce a bucare, no, certi meccanismi. A fine da vita, a trovo o ma capizzo, ce lasso o ma furrizzo.